Violento nubifragio e raffiche di vento in queste ore sul Veneto, in particolare a Padova e Verona, allagamenti e alberi caduti, circolazione dei treni sospesa tra Verona e Vicenza. La frana di Cancia a Borca di Cadore, un mare di detriti e rocce, decine di residenti evacuati, danni ingenti e Alemagna bloccata, resta l'allerta per le prossime ore. Il racconto dei testimoni della frana tra paura ed esasperazione, polemica per l'allarme attivato in ritardo, Zaia firma lo stato di emergenza. Un 36enne padovano di origine afghana è bloccato con la famiglia a Teheran. La CGIL di Padova lancia l'allarme e chiede che la Farnesina si mobiliti per farlo rientrare. Il racconto di Salvatore Bonaldo, che ieri a Venezia ha salvato una ragazza dall'aggressione di un trentenne fuori di sé. Credevo che questa fosse una città sicura. Oltre 900.000 telespettatori davanti alla TV ieri, nella giornata della Dunata Triveneta di Conegliano, per seguire il racconto delle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Oltre 760.000 spettatori nella giornata di sabato, un successo straordinario per le penne nere e per Media Nord-Est, da sempre la TV ufficiale degli alpini. Benvenuti all'edizione del Veneto del nostro telegiornale che apriamo, come avete sentito dai titoli, parlando di maltempo. Occupiamoci soprattutto intanto di Padova e della zona di Padova perché come previsto è arrivata la forte perturbazione attesa in queste ore, un violento nubifragio che si è abbattuto sulla città e su alcune zone della provincia nel pomeriggio attorno alle 16, bombe d'acqua e forti raffiche di vento che hanno sferzato la città, provocando la caduta di rami di alberi. Questo è un video che ci è stato inviato da una nostra telespettatrice mentre stava transitando in via Goito a Padova. Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco impegnati negli interventi di messa in sicurezza di alberi caduti anche nella zona di Caselle di Selvazzano. Strada allagata in via Sorio a Padova, non ci sono feriti a causa del maltempo, poi treni bloccati sulla linea Milano-Venezia. La circolazione ferroviaria, infatti, tra Verona e Vicenza è attualmente sospesa per consentire accertamenti tecnici sulla linea danneggiata dal maltempo. Il forte vento, infatti, ha compromesso la stabilità del parapetto di un cavalcavia adiacente alla sede ferroviaria, rendendolo pericolante. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare in sicurezza la piena funzionalità dell'infrastruttura. Adesso, a proposito di maltempo, ci colleghiamo in diretta con Christian Arboit che è a Borca di Cadore per raccontarci di questa frana che è avvenuta a Cancia dove un mare di detriti e rocce ha veramente creato problemi enormi durante la giornata, la statale Alemagna bloccata, residenti evacuati. Insomma, Christian, qual è la situazione? A te la linea e soprattutto che cosa accadrà nelle prossime ore? Federico, buonasera da Cancia, anche da parte di Stefano Bozzi che sta curando la parte tecnica. Qui a Cancia di Borca di Cadore è ancora emergenza per questa frana, una frana gigantesca dalle dimensioni ciclopiche che si è sviluppata, che si è appunto staccata dall'Antelao ieri sera verso le 23:40. Questo è il fronte della frana. Soltanto in questi minuti di fatto la strada via Antelao è stata riaperta e solo in questo momento di fatto riusciamo a toccare con mano, a vedere i danni di questa frana che solo per miracolo non ha fatto morti e feriti. Lo potete vedere, quello è il garage di un'abitazione letteralmente sommerso. Queste abitazioni, le abitazioni che insistono su via Antelao, sono attualmente deserte perché gli abitanti sono stati evacuati o si sono allontanati volontariamente. Perché? Perché vengo alla tua seconda domanda, è appunto ancora emergenza, nelle prossime ore è previsto ancora maltempo. Potete vedere anche la furia di questa frana e l'altezza dell'onda detritica che si è abbattuta su Cancia. Ma riavvolgiamo il nastro con le immagini di Stefano Bozzi, il servizio nel montaggio di Simone Merlo.
Sono le immagini girate dall'alto dall'elicottero drago dei vigili del fuoco a circoscrivere il fronte dell'emergenza, a raccontare di una strage sfiorata ai piedi dell'Antelao con un fiume di fango, massi e detriti che ha letteralmente sommerso il cuore della frazione di Cancia, uno scenario lunare, quello che si sono trovati davanti i residenti e soccorritori, che ha portato alla chiusura della strada statale 51 di Alemagna, isolando Cortina e paesi limitrofi dal resto della Valle del Boite, una frana storica che si è riaperta poco dopo le 11 di sera a seguito di un nubifragio violentissimo. Erano quasi le 11:30, in poche parole proprio il rumore della frana venire giù. Noi abitiamo qua al piano terra e ci siamo affacciati e purtroppo abbiamo visto tutto questo che vedete e siamo scappati fortunatamente al piano di sopra. La casa non ha danni, per fortuna noi non abbiamo avuto acqua in casa, ha girato solo intorno, però sì, è stato un bel trauma, un bello spavento. Da ieri sera alle 11:30 siamo mai andati a dormire, abbiamo cercato di pulire subito perché come vedete questa cosa è, se si asciuga è intoglibile, è un disastro. Una corsa contro il tempo. Sì, se vuoi tenere le cose un po' decenti, sì, poi piove di nuovo e bisogna tenere il più pulito possibile, che se dovesse venire speriamo di dare qualcos'altro giù, siamo più preparati, insomma almeno è tutto pulito. Almeno 3 le colate detritiche che si sono sviluppate a valle, mentre in quota così si presenta la briglia di tecnologia nipponica alta 10 metri progettata dalla provincia per distruggersi nel caso di frana e dissiparne l'energia. Distrutta è distrutta, ma tanti massi sono comunque caduti e andati oltre, rotolando giù inesorabilmente. Diverse le auto rimaste intrappolate nella morsa del fango. C'è chi, come Michele, ha deciso di lasciare la propria abitazione, ingentissimi danni. Il tempo sta peggiorando e ci hanno avvertito comunque che non è sicuro stare con questo tempo e quindi quando incominciava a piovere dovevamo andare via, ecco. E allora torneremo domani sperando che sia meglio il tempo. Avevamo una macchina, un furgone e una macchina non si trova più, il furgone spunta e si vede il tetto, ecco. La memoria collettiva è subito andata a quella maledetta notte del luglio 2009, quando una frana simile, ma forse meno potente, travolse la villetta di Giovanna Belfi, 82 anni, e del figlio Adriano Zanetti, 63, uccidendoli. Da allora numerosi gli interventi, capofila alla provincia. C'è chi dice che non hanno funzionato, chi invece afferma che sono serviti a evitare il peggio e non manca la polemica. Altro capitolo il sistema d'allarme che non avrebbe funzionato correttamente. La sirena è stata udita quando il fango era già ovunque. Noi a casa non l'abbiamo proprio sentito, l'abbiamo sentito dopo quando eravamo già fuori di casa. Quindi l'allarme, adesso non lo so se doveva partire prima o cosa, però mi dicono che non ha suonato, noi non l'abbiamo sentito solo dopo che la frana era già scesa. A Cancia si è sparato senza soluzione di continuità, tutti si sono tirati sulle maniche, sul posto il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, che torna ai giorni difficili del 2009. Fino al 2009 questa frana era di competenza della regione, poi ci fu un evento in luglio del 2009 provocò 2 vittime, io ero presidente della provincia, il comitato frazionale chiese che se ne occupasse la provincia e quindi la regione affidò alla provincia la competenza su questa frana. Da allora la frana è stata gestita dalla provincia e quindi io sono qui come assessore della protezione civile per dare supporto di protezione civile al sindaco. Ovviamente sulla frana, sugli interventi che sono stati realizzati non sono in grado di dare nessun tipo di giudizio o opinione. Nel primo pomeriggio ancora pioggia e nuovo allarme, questo angolo di Cadore resta senza pace. Dobbiamo anche aumentare contemporaneamente il livello dove eravamo. E la provincia è qui rappresentata, mi ha raggiunto dal consigliere delegato alla protezione civile Massimo Bortoluzzi. Poteva andare peggio se non ci fosse stata quella briglia? Ma sicuramente se non c'erano le briglie e tutte le opere che abbiamo fatto in questi anni non sarebbe andata sicuramente meglio, perché comunque hanno dissipato e hanno frenato l'inerzia che si era messa in movimento con tutta l'acqua che è caduta in pochi minuti. Ciò non toglie che voi comunque convocherete un tavolo, saranno
prese altre misure? Domani alle 3 è convocato un tavolo insieme alla prefettura e tutti gli organi, quindi regione, provincia, vigili del fuoco, forze dell'ordine e ANAS, perché dobbiamo gestire bene anche il passaggio sulla 51 Alemagna, la pista ciclabile e tutto quello che dovremo fare da qua in avanti. Grazie Bortoluzzi. 51 di Alemagna che resta chiusa, fino a 2 minuti fa lo era perlomeno, non abbiamo aggiornamenti da questo punto di vista? Per il momento non abbiamo nessun aggiornamento, penso lo riaprono domani in giornata, però bisognerà valutare anche le condizioni meteo e cosa succederà questa notte. Perché questo è il punto massimo. Bortoluzzi rimarrà ovviamente qui sul posto. Intanto Stefano Bozzi vi sta mostrando le immagini, vedete quei massi sono massi davvero ciclopici che per miracolo non hanno interessato le abitazioni. Adesso vi facciamo sentire due voci autorevoli, quelle di Marco Zanetti, già consigliere comunale delegato proprio alla frana qui di Cancia, e un regoliere, Paolo Zanetti. I loro sono interventi molto tesi e anche polemici. Si doveva fare diversamente, dicono. Sentite. Questa notte è successo un episodio certamente imprevedibile, perché è stata una bomba d'acqua che in brevissimo tempo ha sconvolto il sistema Antelau che conosciamo nella sua fragilità. Quello che è il rammarico più grande è che io ho lottato per 10 anni per spiegare, ma non io che sono un biologo e non mi occupo di frane, ma interpellando tutti i più grandi esperti a livello europeo e mondiale, insieme al CNR di Padova avevamo partorito un progetto che prevedeva che per fermare queste situazioni bisogna che ci sia uno sfogo verso valle e che le colate detrite vengono accompagnate giù al Boite in questo caso, e quindi non fanno danni nelle case e nelle popolazioni. La famosa Sabodan di quasi 5 milioni di euro alla prima prova, sono 4 ferri vecchi lassù, e le vasche che sono state fatte qua giù, che non hanno senso perché non si può fermare questi eventi, si sono riempite e subito dopo hanno invaso tutto il paese. Adesso io dico che è una vergogna, bisogna assolutamente tornare sui passi e trovare una soluzione, che non è certo quella di fermare le frane, ma queste cose ho lottato per 10 anni, adesso non so più cosa fare. I progetti c'erano e si spendeva molto meno di tutte le porcherie che hanno fatto qua su in questi anni. Purtroppo, avendo quasi 70 anni, è la quinta volta che vedo il mio paese riempito di ghiaia. È 30 anni che faccio la Cassandra inascoltata, visto che qualche competenza tecnica anche ce l'ho. Si continua a tentare di rallentare e arginare l'evento a monte dell'abitato, cosa assolutamente impossibile, e i fatti ce l'hanno dimostrato per 4 volte negli ultimi 25 anni. L'unica soluzione che noi stiamo chiedendo da 30 anni è una canalizzazione del deflusso fin oltre l'abitato. Queste le richieste da parte delle regole, che qui sono delle istituzioni fondamentali per il territorio. Questa è la dimensione dei massi che sono caduti nottetempo e che hanno sfiorato le case, quindi le immagini davvero si commentano da sole. Ci sono le reazioni della politica. Luca De Carlo, rappresentante di Fratelli d'Italia della maggioranza, presidente della Commissione Agricoltura e Industria del Senato bellunese, dice che si attiverà anche il governo. Nelle scorse ore si è espresso così anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Con le parole di Luca Zaia vi restituisco la linea da Cancia di Borca di Cadore con Stefano Bozzi. Io ho firmato lo stato d'emergenza, è una vecchia conoscenza questa frana, non è che stiamo parlando di una novità. Purtroppo quando ci sono questi eventi meteorologici importanti si muove di più, e quindi sono questi ghiaioni, questa colata, diciamo, di fango, di ghiaioni che scende a valle, e in quella zona, Cancia in particolar modo, e quindi parliamo di Borca, è una realtà che conosciamo, che è monitorata, e questa è la natura. Cioè, se qualcuno pensa che si possa risolvere anche questa una bacchetta magica, noi non ce l'abbiamo, perché bisogna andare lì a capire che mole c'è di frana, che è importante, che viene metodicamente e continuamente, diciamo, movimentata anche con dei mezzi pesanti per il trasporto. Allora,
grazie a Cristian Arboita e Stefano Bozzi per questa pagina, ampia pagina sulla frana di Cancia di Borca di Cadore. Adesso cambiamo completamente argomento, perché c'è anche un padovano bloccato con la famiglia a Teheran. La CGIL di Padova lancia l'allarme e chiede alla Farnesina che si mobiliti per farlo rientrare. Un cittadino italiano di origine afghana residente a Padova, Aftab Shinwari, è attualmente bloccato in Iran con la sua famiglia a causa dell'escalation del conflitto con Israele. Lo rende noto la segreteria della CGIL padovana, che riferisce che il 36enne, originario dell'Afghanistan, è da parecchi anni residente in Italia e in possesso della cittadinanza italiana e si trova a Teheran perché, dopo oltre un decennio di impegno e sacrifici, sembrava finalmente giunto il momento di riunirsi alla moglie e ai suoi 4 figli, tutti cittadini afghani, per portarli in Italia. Una situazione ulteriormente aggravata dal fatto che uno dei figli soffre di gravi problemi renali e necessita di urgenti cure mediche non disponibili in loco. La richiesta di visti per i familiari, riferisce la CGIL padovana, era stata presentata all'ambasciata italiana a Teheran e da 10 giorni circa se ne attendeva il rilascio, ma l'attacco di Israele all'Iran ha complicato la situazione. Noi facciamo appello alle istituzioni di comunque vigilare e di dare, come dire, la possibilità non soltanto agli italiani di ritornare, ma anche ai familiari a seguito. Adesso andiamo a Venezia, dove una giovane è stata salvata da un violento pestaggio dal capo gabinetto dell'autorità portuale, Stefano Bonaldo, che racconta il suo intervento in pieno giorno in Sestiere Santa Croce, con l'amarezza di chi non ritiene più sicura la sua città. Trovo che sia una cosa assolutamente allucinante, nel pieno del giorno, perché era quasi poco prima di mezzogiorno, in una calle che poteva essere trafficatissima, in una zona assolutamente trafficata da cittadini e turisti. Vedere una cosa di questo tipo mi dà la sensazione che la sicurezza in città non sia assolutamente garantita. Stefano Bonaldo ha salvato una ragazza da un pestaggio in strada in pieno giorno nel cuore di Venezia. Ha avuto il coraggio di intervenire dopo aver visto la violenza manifestarsi improvvisamente davanti ai suoi occhi nella tranquillità di una domenica mattina come tante. Poco dopo aver notato un uomo sulla trentina e una ragazza di una decina di anni più giovane rincorrersi, ha sentito delle grida molto forti provenire da una calle. Sono entrato in quella calle e ho visto pochi secondi dopo quella che è stata la scena, una delle scene più brutte alla quale abbiamo mai assistito in vita mia, cioè di lui che si accaniva contro questa donna, questa ragazza, e lei riversa a terra e lui la prendeva a calci al corpo e alla testa. Sono stati attimi concitati in cui la priorità era fermare l'aggressione. Quest'uomo che era completamente fuori controllo, completamente fuori di sé nell'atteggiamento. Mi ha dato l'impressione che fosse sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti. Beh, sicuramente non era in condizioni normali. Ha cercato di colpirmi varie volte, una volta ci è riuscito, mi ha tirato uno schiaffo che mi ha fatto cadere a terra gli occhiali. Era italiano? Entrambi italiani, secondo me entrambi veneziani. A quel punto la confusione aveva attirato altre persone e l'aggressore ha deciso di desistere e darsi alla fuga. Stefano Bonaldo, che di professione è capo di gabinetto del presidente dell'autorità portuale, si è lanciato all'inseguimento in contatto con le forze dell'ordine. In una calle vicina a quella dove è avvenuta l'aggressione ha trovato delle transenne che delimitavano un cantiere, una zona di cantiere, ha cercato di sradicarne, di sgarcionarne una per tirarmela addosso. A quel punto la situazione è cambiata, nel senso che lui ha cominciato a correre molto velocemente per scappare da me. L'aggressore è fuggito, ma a questo punto non dovrebbe essere difficile identificarlo. Nel frattempo sul posto erano intervenuti i carabinieri e i sanitari che hanno preso in cura la ragazza. Da veneziano particolarmente innamorato della mia città e sempre convinto che la città fosse un posto in cui la qualità della vita e la sicurezza fossero dei paradigmi inviolabili, trovo che sia una cosa assolutamente allucinante. Ed ora torniamo sulla dunata triveneta degli Alpini di Conegliano, perché sono stati oltre 900.000 i telespettatori davanti alla TV domenica per seguire il racconto delle emittenti del gruppo Media Nord-Est di questo importante evento. Oltre 760.000 spettatori poi per le nostre emittenti nella giornata di sabato, a certificare un successo straordinario per le penne nere, per Media Nord-Est, che insomma è composta da sempre dalle TV ufficiali degli Alpini.
Gli alpini tornano dove è il loro cuore e il gruppo Media Nord-Est è ancora una volta con le penne nere per raccontare le emozioni, i volti, le storie, la musica del mondo alpino. Il raduno del terzo raggruppamento conegliano ha portato tutto questo nelle case di oltre 1.600.000 telespettatori nei 2 giorni della durata del centenario della sezione coneglianese. Il grafico dei dati certificati Auditel conferma che un enorme numero di persone ha seguito il racconto delle celebrazioni dalla tarda mattinata di sabato fino alla grande festa di piazza, con i cori nelle chiese e l'inno nazionale cantato da migliaia di voci in un'unica voce nella scalinata che porta proprio il nome delle penne nere. Una giornata, quella di sabato, che supera negli ascolti certificati Auditel le 760.000 persone raggiunte dalle emittenti del gruppo Media Nord-Est. Domenica mattina poi tutti davanti alla TV, già prima dell'ammassamento ufficiale per la sfilata, con una curva di ascolti altissimi dal passaggio delle prime sezioni fino al gran finale con la consegna della stecca agli alpini di Gemona, organizzatori della prossima Triveneta. Nella giornata di domenica sono oltre 900.000 le persone raggiunte nei dati certificati Auditel, con un grafico che mostra punte altissime durante lo sfilamento e il passaggio degli aerei storici sul serpentone di penne nere. Immagini mai viste prima grazie alla telecamera in esclusiva installata proprio su uno dei velivoli della Prima Guerra Mondiale. Spettacolo e cuore, musica e ricordi, impegno e condivisione dei valori hanno rinnovato ancora una volta il sodalizio fra le penne nere e il gruppo Media Nord-Est, con il sigillo della fiducia e dell'affetto dei telespettatori che hanno deciso di premiare nuovamente l'impegno di chi da sempre porta nelle vostre case lo spirito dell'alpinità, le storie, la vicenda umana e storica degli alpini. È tutto per questa edizione del Veneto, grazie per averci seguito, arrivederci.